Ciao amici, ci troviamo in Sardegna, per l'esattezza ci troviamo ad Orgali, il paese degli artisti. Oggi siamo andati a trovare il nostro amico Peppino Todde. Ciao Sì. Peppino. Ciao. Come stai? Beh, diciamo bene, dai. È caldo, però c'è un venticello. Come perfetto. vedi, Dio vede, provvede. Senti Dimmi. Peppino, questo è il tuo regno, Sì. Il mio angolo è dentro. Però è qua dentro. noi prima di andare dentro vogliamo sapere qualche cosa. Benissimo, vi accompagno. Andiamo. Allora, tu nella vita cosa facevi? Io prima ho cominciato a fare il macellaio, poi piano piano, nonostante una bella busta paga, ho preferito cambiare mestiere dal mio settore degli infissi in alluminio. Quindi è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. Però col ferro avevi sempre qualche Sì, cosa. avevo qualcosa di dimestichezza, diciamo, non tanto, però tanto di tirare avanti. E quando hai smesso di fare il macellaio, cosa hai fatto? Ti sei dato Tutto. all'arte Io ho fatto antica? di tutto, all'arte antica, anche perché ho cominciato per esempio col disegno, sappiamo bene che a scuola, quando si faceva un tema, in base al tema, a fianco, alla paginetta a fianco, dovevi fare il disegno al posto del tema. Allora, molte volte io con la scrittura non è che andavo tanto bene, però mi rifacevo col disegno. Tant'è vero che il maestro, perché ho fatto l'elementare, sia ben chiaro, Ma le elementari di una volta erano toste, è molto tosto, ma ero anch'io E che... non avevamo il telefonino che c'è. no, non serve a niente il telefonino, ci vuole ci vuole comunicazione con la persona. Esattissimo. Si dà più soddisfazione del cellulare. Comunque sta di fatto che io ero sempre un po' ribelle per la scuola, non sono mai andato d'accordo. Io seguivo le orme di mio padre, perché Mio padre cosa faceva? mio padre ha fatto, diciamo, lavorava nel consorzio agrario prima, poi si è ammalato, purtroppo si è ammalato, diciamo, per chiudere questa parentesi, e dopodiché ha lavorato per diciamo, un negozio di ferramenta che era il suo datore di lavoro nel consorzio agrario, perché aveva due attività, quello è l'assunto di là. Con la ferramenta tu? Ecco, torniamo sempre di là. Avevi un accordo già Sì. vecchio? Anche poi mio padre aveva anche un orto a Bademanna, all'uscita di Nuoro verso Mughina, Sì. per scendere a Uliena, si chiamava Bademanna, e avevamo un orto. Non era tanto grande, però ci sosteneva un po' la famiglia. E in povertà ci ha tirato un po' su quello, perché poi mia madre vendeva al mercato quello che mio padre raccoglieva, quel poco che raccoglieva, fino a quando un giorno poi l'hanno investita al mercato e mia madre poi ha dovuto, insomma, vendere via. Ho dovuto interrompere tante cose. È una storia un po', vabbè. E poi ho visto che ti sei trasferito qui in un paradiso. Sì, perché quando sono venuto qua, serramenti in alluminio non ce n'erano. E ho detto, sono venuto, sai perché? C'è il ferro battuto. Ah? Ferro battuto. C'è il ferro battuto, ma anche sbattuto, se vuol dire, perché io ho lavorato, quando stavano costruendo il villaggio Palmasera, e io venendo qua ad Orgali ho notato una cosa, che ad Orgali c'erano molte feste, divertimento, cavalli tanti. Mi sono innamorato sia di queste feste, della gente che è molto ospitale. Ricordiamoci che io ci sono dal 73 ad Orgali. Nuorese. Nuorese. Quindi campanilismo forte volevo. Ma io ho sempre odiato il campanilismo, sai, io ho girato mezza Sardegna, ovunque sono andato, anche per via del mio carattere. Certo. Mi hanno aperto tutte le porte, non devo dire quello che non è, però mi sono trovato bene ad Orgali. Sei arrivato ad Orgali. Ad Orgali. A questo punto avevi già un sogno nel cassetto. Sì, la casa. La casa. Quindi qui nel tuo regno che adesso andiamo a vedere, Sì. hai costruito tante cose, immagino, perché noi adesso andiamo a curiosare, se tu hai piacere di farci vedere Certo, signor Paolo. i tuoi segreti. Tutto quello che avevi in mente L'ho riprodotto qua. l'hai riprodotto qua. Sì, perché di questo che ho riprodotto, anche a scala, Sì. che adesso vi faccio vedere, l'ho riprodotto perché sono anche cose che ho conosciuto e mi sono passati per le mani. Allora cosa ho detto? Prima di andarmene un domani, meno tardi che mai, devo riproporre, un domani lo lascio ai miei figli che ne facciano buono, che rimarrà del sei segno. contento
un giorno quando andremo a scolpire qualche cosa in mezzo alle nuvole. Certo, certo. E a berci un bicchiere di vino lassù. Ecco. Se abitiamo contrerei. Vino bianco, perché lì c'è molto bianco. Anche col nero non è che senza un pezzettino di carne da stare. Sentite amici, adesso questo simpaticissimo amico Peppino ci ha invitati nel suo mondo, che andremo a visitare e guardare da vicino le sue opere d'arte che ha fatto. Sono anche modesto chiamarle opere. Seguiteci. Allora questa sarebbe San Macchine Ferrare, dove si metteva il bue all'interno di questa gabbia. Siccome il bue calcia più del cavallo, o forse quanto il cavallo, allora hanno pensato di sollevarlo con queste carrucole e acchiappare al piede, come si vede benissimo, la zampa di dietro, legata con un altro marchingegno che gira fino a legarlo qua. Poi c'è il maniscalco che si pensa a mettere i ferri. I ferri del bue hanno due unghie, vedete, due unghie, che non è come il ferro del cavallo che gira così, ma bensì sono due pezzi di ferro, uno destro e uno sinistro, sono fatti così, come una virgola, diciamo. Ok? Ci siamo? Sono come una virgola, sono fatti così, i ferri del bue. Poi c'è il suttelaggio, che questo l'avrai visto in tante case, senz'altro l'avrai visto in tante case. Sì, sì. Il prodotto. E non è che di una cima come è fatto, però per far vedere più o meno la fattura del telaio. Ovviamente tutti in legno. Tutto in legno, rigorosamente in legno. Come vedi, alla donna il costume gli ho fatto il suo colore, perché se no era troppo, diciamo, non risaltava col telaio, capito? Se no in genere io sono un po' il contrario a tingerli. Poi c'è il fabbro, perché tutto nasce in base al legno che io trovavo, che poi ho lavorato piano piano. Questo è il fabbro, anche l'incudine è in legno. Molti dicono che è in ferro, no, è in legno, anche quello. Adesso una domanda, quanti anni ha quest'opera? Questa ci avrà un 25-30 anni buono. Anche questo, vedi, l'ho verniciato proprio, ho dato il colore del costume per risaltare col legno, sennò è troppo scuro. Questo. Poi c'è Sacardana. Sacardana cosa serviva? Serviva a sfibrare il lino, capito? Scendeva, qua come vedi c'ha 3 coltelli, 1, 2, 3, sempre in legno rigorosamente, scendeva questo e sfibrava il lino. Poi c'è Sirgarda. Sirgarda cos'era? Era un attrezzo che si passavano da famiglia in famiglia, perché all'epoca i materassi non c'era la gomma a piuma, ma bensì c'era la lana di pecora. I materassi cuscini venivano fatti con la lana di pecora. E durante 1 o 2 anni il materasso si appiattisce e si indurisce. Allora cosa succede? Disfavano il materasso, perché era cucito rigorosamente a mano con dello spago, lo tiravano fuori la lana e la passavano su questa macchina. Su questa macchina, ripeto, non è che l'aveva una, se la passavano da famiglia in famiglia, perché all'epoca c'era questa usanza di fare del bene nella vita. Questa qua faceva così. Vedi che c'ha le punte qua. C'ha le punte sopra e sotto, capito? Si sfiorano l'una con l'altra e fa questo, si siede qua a cavallo E ottiene il risultato. e ottiene il risultato. È questo. Poi ho fatto la pressa. Questa pressa serviva per imballare il foraggio. Non c'erano quelle macchine agricole che ci sono oggi, ma bensì questa cosa faceva? Si metteva il fieno qua, 2 o 3 persone davano forza, perché questa qua via. Pressavano questo, andava davanti. E si otteneva ovviamente questa in miniatura, però Sì. l'originale Sì. aveva questo Questo meccanismo. si sollevava qua e usciva
la presa piano, capito? Qui ci siamo. Poi ho fatto il calesse che io ho avuto, l'avevo avuto l'originale, lo mettiamo qua questo, così lo vede meglio. Sì. Possibile? Ecco, raccontaci un po'. Allora, questo calesse io l'avevo portato da Nuoro, però era tutto marcio. E come vedi gira anche la meccanica, no? Il freno. Vedi? Io ho fatto tutto rigorosamente come era l'originale. E c'è il freno, vedi? La meccanica, qua c'è meglio. Anche il freno. Anche il freno, sì. Io l'ho avuto grande e l'ho fatto così come era quello. Se troviamo un cavallino in miniatura possiamo farlo andare. La possiamo fare da me, girano, non che sono finte. Questo. Poi adesso passiamo al carro. I carri, come vedi, mi segui Paolo? Come vedi ho fatto anche come vedi ho fatto pure su Massaio. Il Massaio sarebbe Quello che badava ai buoi, sì. Questo stava trasportando una tinozza perché all'epoca si metteva l'uva dentro e trasportava, perché il carro aveva mille attività, era un mezzo di trasporto. Mezzo di trasporto, anche questo qua, rigorosamente col freno, che funziona, è tutto fatto a scala. Che poi utilizzavano anche per portare la legna. Scusa, ma ti chiedevo, quello Dimmi. è il carro da lavoro Sì, carro da lavoro, e sì. l'altro Lo stesso. è da... Questo è perché ho fatto, perché ha molte funzioni. Invece quello col calesse era quello per la festa. Quello per i ricchi. Per i- Il calesse ce l'aveva il dottore, l'avvocato. Adesso Adesso c'è il Ferrari. c'è la Ferrari, e al posto della Ferrari c'era quello, non è che era tutto... Era già un Ferrari. È un mezzo di lusso, diciamo, anche perché il cavallo era solo da tiro. È vero. Eh. Poi cosa abbiamo? Io racconto un po' di... Questa per esempio era di mia nonna, e ho raccolto di mia nonna, perché mia nonna, naturalmente devi sapere che era mia madre di Benetutti, era l'ultimo paese della provincia di Sassari, a qualche chilometro da Urune. E mia madre, essendo di Benetutti, quando siamo andati a trovarla, poverina, poi dopo, ci siamo presi un po' di quella roba che per buttarla, Sì. ce la siamo presa giusto anche come ricordo, e questa faceva parte della roba sua, e anche di mia nonna di Nuoro. E allora ho raccolto tutto quello che andava buttato per me era oro colazzo. Scusa Peppino, io Dimmi. vedo che qui ci sono dei coperchi, dei contenitori. Questa è sa corvula, sa canistedda, su chi libro, su Zadattu, tutto su che noi, perché da Dorgali a Nuoro, Cosa servivano quelli? questi servivano per mettere insomma, i malloreddus, la pasta fresca che facevano, Sì. mettevano qua. Io mi ricordo mia madre usava queste righe Per rigare la pasta. per rigare la pasta, sì, faceva così sopra di questa, capito? Questa si metteva, vedi che è rivestita con la pelle? Questa è rivestita di pelle, per mettere la farina, in modo che non ne perdesse neanche un grammo per terra. Vedi? Adesso è così, perché ha i suoi anni questa, capito? Sappa le cocchere e via. Poi abbiamo, come ho detto prima, tutta questa fa parte della cucina di mia nonna, questa qua si misurava il grano, Quando si andava a comprare, comprare il grano, passavano un pezzo di legno sopra una tavoletta e non doveva sbordare più di 1 centimetro. come si chiamava? Eh. La misura. Quelle, sì, certe cose che quando non si... Vabbè. Aveva Sa misura, una misura. un misurino. È una misura di... Sì. Perché c'erano più piccole, su Paris, su cartu, misucartu. Poi se giri qua, Poi qua, come vedete, qua ho fatto Sogliuvales, anche questa è tutta opera mia. Come vedete. andiamo su quelle cose grandi. L'ho fatto, sì, io ne ho fatto anche a Orgosolo, li usano a Orgosolo. Ne ho venduto 2 a Orgosolo, li stanno usando con i buoi, ancora oggi, e una Nuoro. Questo è un attaccapanni. Questo l'ho fatto come Però, attaccapanni. forse il gioco dei buoi. Il gioco dei buoi è questo. Vedi? Questo è il gioco dei buoi. Poi che dire? Poi ci sono questi. Questo è ricavato da un nodo
dell'albero e siamo riusciti a toglierlo intero. Vedi, questo è un nodo dell'albero. E tanto quella per fare il formaggio, sa pischedda, la forma, i ferri da stiro. Questo è sulla piolu, vedi, per il formaggio, come vedi. Poi ho fatto anche i coltelli, questo coltello è fatto in ginepro, però in genere va fatto in legno, che poi ti faccio vedere che ne ho fatto parecchi. In genere si faceva con legno di pero, perché il legno di pero non c'ha resine. Non avendo resine lo usavano per tagliare la cagliata, capito? Il formaggio. Poi abbiamo il banco del calzolaio. Poi questo è il banco del calzolaio. Come vedi ci sono due tipologie di ferro. Uno è questo, è un ferro strano, però esisteva anche questo. E poi il classico, che sarebbe questo. E tutti gli arnesi. Sono tutti gli attrezzi. Tutti gli arnesi. La faccia per il grano, i cucchiai e forchette. Questi perché se lo poteva permettere, perché sono in ottone. Sono in ottone. Ecco, questo praticamente è un tipo di forchetta e cucchiaio che era un po' nobile. Sì, un po' nobile, perché la materia pure, essendo un materiale nobile, perché in genere erano di alluminio. Certo. Erano in alluminio. Si consumavano, si piegavano. Facilmente, sì. Ma abbiamo anche la botte del vino. La botte del vino, oppure dell'acqua. Sa scrunnucca, sa che ho fatto questa, l'ho fatta io. Quelle serrature sempre per... Ricordiamoci che tutte queste sono fatte a mano dal fabbro, capito? Sono tutte fatte dal fabbro, una per una, con tanto sudore, tanta fatica. E gli attrezzi del falegname, come vedi. Il trapano. Questo qua è un oggetto un po' particolare, un po' crudo, diciamo. Questo qua si metteva nel muso del vitello. Quando andava a succhiare il latte doveva rimanere anche un po' in famiglia, prima che berselo tutto lì. Allora gli mettevano questo, arrivato a un certo punto, in modo che quel vitello, andando a succhiare con queste punte, anche se un po' crudo, la mucca gli dava un calcio al vitello perché penetravano queste punte. Capito? Era un sistema per risparmiare il latte? Sì, perché il latte serviva anche in famiglia. Sì. Questi sono i coltelli di mio padre. Fatti a mano, ovviamente. Tutti, vedi che sono anche consumati, tutti dall'Innestino, tutte le salesorie sue. Poi c'è, ecco, questi sarebbero i miei gioielli, vedi come vedi? Mio padre e mia madre. Che li troverai dappertutto qua, che io sono uno di quelli un po' sanguigni. Comunque, questi sono i lavori che ho fatto in miniatura, come vedi, dalla falce, le asce, la roncola, il picco, rastrello, tutta fatta così. Poi ci sono le sasiferiasa, sarebbe la stropeiasa, per il cavallo, per i bui. Poi la serie di chiavi, come vedi, anche questa fatta dall'artigiano, dal fabbro, una per una, in base alla serratura, che non è facile. Poi le forbici da tosare, farchiones, che noi qua li dicono sascanas, a noi non sono farchiones a Nuoro, non è questa sascanas. Questa è di mio suocero. Mio suocero, Bartolomeo Munni, ha preso il diploma fatto nel corpo d'armata a Trieste, nel 151esimo, dopo l'ho fatto io nel 70, nella stessa caserma. Quindi sapevi già tutto? Era una cosa... Ha vinto il premio con... Sono queste sono tutte... Ecco, queste sono asce che aveva mio padre, perché anche mio padre toglieva il sughero e tutto, capito? Sugo, tagliava la legna, perché non c'era la motosega, capito? Da ascia, da sughero. Da sughero questa, poi ci sono queste per tagliare la legna, mio padre li usava tante queste, capito? Questa ci voleva una buona mano per tenere, diciamo, il pezzo sotto, perché questa qua è una mazza, questa è antichissima, questa c'ha i suoi giorni, per spaccare
Guardati il manico, dimmi tu quanto gli puoi essere affidabile. Capito? No, non parte il peso, ma la linea. Capito? Poi Siamo nella zona del cavallo. la zona dei cavalli, che è della mia passione, su mulo, quello per trasportare la dama, la donna a cavallo, perché la donna dietro montava, diciamo, di lato, no? Sì. È quello. Poi, come vedi, il freno, staffe, speroni, c'è tutto qua. Capito? Ci siamo? Poi, dimmi, fatti qualche domanda. Amici, a questo punto diciamo che abbiamo fatto quasi il primo tempo. Il primo tempo, sì. Ma amici, siamo arrivati al primo tempo, volendo, Sì, o quasi. ce perché n'è tanta roba ancora c'è tanta roba ancora da vedere. signor Peppino, prima di concederci il via per tornare a Bologna, ci vuol far vedere un'altra stanza, Sì. diciamo un po' più moderna. Moderna, ho seguito la mia passione, diciamo. Che facciamo? Andiamo a vedere. Perché ho visto, ci ho provato con acquerelli, poi mi sono accorto che con l'acqua bagnavo la carta e bucavo da una parte all'altra. Poi ho provato con la tempera io sono un po' per i colori vivi, Sì. e non riuscivo a amalgamare, a fare le miscelature di tempera. Allora ho detto, ho provato col pirografo e mi ha dato tante soddisfazioni. Roba Sì. moderna. Roba moderna, non sono contento, però lo faccio anche Esatto. perché sono in pensione adesso, cosa Anche faccio? Leonardo da Vinci inventava le cose quando arrivavano, Vinci, diceva, sì. questo è moderno. È inutile, è inutile su parere. Beh, comunque mi fa piacere. Allora, Poi ci sono le armi, come vedi. allora. Che non ho ancora finito, ci sono gli altri lavori. Beh, ti faccio vedere che non ho finito, fa parte sempre. Allora, questo, aspetta. Questa sai. Se per favore Sì, ti sì. metti Ecco, questo lato qui, ok. ecco, ti avvicini perché con controluce, adesso con controluce andiamo. Allora, Allora, che cos'è quello? questa sarebbe una suppressa fatta, il torchio sarebbe il torchio in italiano, l'ho fatta come se fosse, come erano quelle grandi, quelle che vediamo in certi musei. Un torchio in miniatura. In miniatura, esatto. Ho fatto questo, che gira con la sbranca, gira tutto, ho fatto anche la filettatura all'interno, ho fatto, rigorosamente funzionale, come vedi. Sì. Ok. Poi ho fatto quell'altro torchio, non so se l'avrai visto da qualche altra parte, non lo so, ma comunque questo è un torchio quadrato, perché deve essere sempre tondo, c'è anche quadrato. L'ho fatto quadrato, si smontano tutti e quattro i lati, poi cosa fai? Questo è tutto un pezzo unico, Ho fatto la scantura per il vino, questo scende, metti l'uva dentro, tiri a mano fino a quando puoi, poi interviene la carrucola, come vedi, capito? Vedo che è un legno abbastanza vecchio. Quanti anni ha? Sempre si gira, questo è l'ultimo che ho creato, però come vedi sembra antichissimo, ma l'ho fatto 2 anni fa. Invece questo? Questo l'ho fatto già 6-7 anni fa. Già comincia il legno a farsi vedere. Però come vedi, rigorosamente vedi, c'è la molletta, il cric che blocca quando vuoi, però, capito? Perché con le mani non è sempre che ci riesci a... Però capito? fa da contrappeso. No, e giri questo, vedi? Autobloccato. Autobloccato, ok. Ci siamo. Poi queste armi, questa è una Le Fauché, sono armi che ho avuto in eredità dal nonno paterno, capito? Questa è una Glisenti, una pistola di ufficiale che mi sono documentato nell'esercito, capito? E via, poi ci sono... A tamburo ovviamente. Ecco, tornando al conto dei piatti in alluminio, come vedi, cucchiaio in alluminio. È militare quella. Sempre di mio padre, buonanima. Come vedi, rigorosamente l'accendino, la macchinetta, la scatolina per il trinciao, le cartine, capito? Ho conservato tutto di mio padre. Poi anche i binocoli, capite? Anche i binocoli in ottone.
Adesso ti faccio vedere una cosa particolare che forse non lo so, tu che hai girato non so se l'hai mai vista. Sai cos'era questa? Questo qua è in ottone, la vedi? Questa è una croce. Qua il prete, durante in guerra, metteva l'olio santo, esatto, vedi? È l'estremunzione. Sì, vedi? L'ultimo saluto in vita. In vita. E metteva l'olio santo qua. Una palla di cannone. Tutto quello che è storia, che nulla si dà, la fondina con quella pistola, c'era anche la fondina, come vedi, la borraccia, senza rivestimento, l'usura. E questo ti faccio vedere altri lavoretti che ho fatto io, per esempio il picchio. Vedi. Qualcheduno, quando adesso è un po' così, un po' sporco e tutto, ma se un giorno è venuto uno che se ne intende, quando l'ha vista ha detto, lo sai che questi qua sono proibiti, non potresti imbalsamarlo e metterlo così. Se tu noti, guarda che questo qua è di legno, l'ho fatto io. Se ne è accorto che sei in ordine. Ecco, poi ci sono gli arattri, l'arattro di legno e di ferro, anche questo sembra così, ma gira anche il volta orecchio, come si chiama, vedi? Adesso non vabbè, gira questo e l'aratro? L'aratro, sì, funzionante questo, e gira. Ho fatto anche quelli in legno, vado tutti in miniatura perché un domani quelli che verranno dopo non sanno neanche che cos'è un aratro di legno, capito? Per la modernità, la tecnologia. Sì, te con questo filmato di lasciarsi del mondo. Perché no? Allora, Ci siamo. spostiamo di là. E poi ci sono i coltelli, vedi la collezione dei coltelli. Poi questi li vediamo dopo? Sì, sì. Come vuoi. Siamo già qui. Ah. Allora, come ho detto, mi metto qua o di là? Così, perché così ho la luce. Ok. Oh, come vedi, queste sono una parte di tutte le opere, molte sono di qua. Questi sono praticamente i lavori che faccio così col pirografo. Ho fatto dei taglieri, vedi, la capra col capretto, ho fatto il cavallo, col pastore domando il cavallo, ho fatto l'uomo tornando alla vigna che se lo beveva, naturalmente stanco da lavoro, si è fermato a bersi un bicchiere di vino. Poi ho fatto il pastore facendo il formaggio. Ho fatto il pastore tosando le pecore. Poi ho fatto Teschisinaku su... che stava ammazzando il figlio, che adesso mi ricordo, vabbè, è storia, una storia religiosa. Il pastore, le capre, guardi qua c'è tanto da vedere. Tanto da vedere, c'è tanta roba qua. Cioè questo per esempio è un vicinato di Lollove, il paese, non so se sei stata a Lollove. Ecco, questo è un vicinato di Lollove. Poi questo sembra il contadino con l'asinello legato a casa sua prima di... Poi cosa abbiamo? Vediamo. Ah, questa è importante, questa è della mia nuoro, c'era un vicinato che si chiamava Sette Fuchilese, erano sette comunità, 7 famiglie qua, questo è il posto dove potevano attingere l'acqua tutti quanti, che adesso il comune di Nuoro, grazie a loro, hanno distrutto tutto per fare un palazzo, che questa era Sturia. Poi cosa ho fatto? Tanta roba, il carro raccogliendo le olive, il carro per trasportare vicino a un nuraghe, gli alberi di olivi, poi cosa ho fatto altro? Il cacciatore
cacciatore, tornano dalla caccia con i cani ben custoditi. Tante storie, vedi, giusto per questo. Poi adesso passiamo a qualche cosa di più. Ah, questa è quella casa che c'è ad Orgali, Sì, che conosce benissimo. L'ho vista quella casa, l'hanno messa a posto, non lo so. Speriamo che quella doveva essere un museo quella. Poi ho fatto la mucca col vitellino. Tanti lavori, ho fatto tanti. Il cavallo, ecco, questo è importante per me. Fate il cavallo. Il cavaliere, questo è un cavaliere di Sedilo, che dalla fotografia ho fatto, fatta così, l'ho riprodotta qua. Io sempre un altro cavallo. Questa è un'altra costume. Qua da quella casa ne ho fatto un vicinato, ho creato qualcosa di diverso, ho aggiunto altre case, capite? Se no quella ce l'hanno tutti, mentre c'è questa qui. Questa è un po' diciamo. Ecco, questo per esempio, questo l'ho fatto tanti anni fa. Questo sarebbe, vedi, questo è da un buco così, ho fatto il sole, no? E praticamente sarebbe questo organista tornando dalla festa all'alba, dalla festa, come vedi la strada, la vedi, c'è ancora il lampione acceso, tutto curato nei particolari, diciamo. E poi ho fatto le 2 capre, adesso questa è ancora da finire. I cavalli, rigorosamente, sono 4 tipi di cavalli diversi, che ho preferito lasciarli così intero, così. Il Cristo. Cristo. E via. E ci siamo. Allora, E poi vedi tu. adesso fai pure Allora, questo è il cacciatore, qui, col cane. Qui, togliamo questo così lo vedi meglio. Aspetta. Ok. Questo sarebbe il cacciatore. Queste sono la capra uscendo dalla stalla. Ci siamo? Poi c'è questa coppia che è la prima volta che ho fatto un viso di donna, che non sapevo se ci riuscivo. E so che non so. Poi c'è questa qua c'ha una sua storia. Questa era di Ciusa. Sarebbe la madre dell'ucciso, se non sbaglio, vero? È la madre dell'ucciso. Che ha fatto la statua in bronzo di questa. la tristezza. Sì. Si vede una donna consumata, una donna in povertà, e scalza e tutto. Poi ho fatto, questo sarebbe il povero, questo è il cieco. Capito? A braccetto, sono a braccetto che vanno a chiedere l'elemosina. Vede proprio la testa, la piede. Capito? Sì, Il tipico del cieco. elemento del cielo. Del cieco. E questo è il povero che vanno a chiedere con la bisaccia, come vedi, a chiedere l'elemosina. Poi c'è anche questo, che anche questa è storia di Nuoro. Questo sarebbe un quadro di Delitala. Un quadro di Delitala, che c'è esposto al comune di Nuoro. Sarebbe un processo fatto a questo bandito. E come si vede sono sempre in costume, perché stiamo parlando di tanti anni fa. Poi come sempre i cavalli, rigorosamente, 2 stalloni che si contengono le giumente. Poi mi è venuto in mente di fare questo, che sì, la verità non so come definirlo, comunque la mamma con il figlio e mi è venuto così, come mi vengono le idee, capito? Non è che c'è un'ispirazione, diciamo. Poi c'è sempre questa, la donna in costume.
E niente, poi niente, a posto, siamo a posto. Adesso, come vedi Paolo, questa che sarebbe una che mi è venuta così, sarebbe, allora, l'ho interpretata così io. Questa è una donna anziana, una donna vecchia, consumata dal tempo, che ha avuto sempre in testa, purtroppo non è andata a fine, di avere un figlio. Questo figlio desiderato e non mai venuto in vita, però ce l'aveva sempre nella testa fissa, fino a quando si è spenta, è morta la donna. Però questo chiodo fisso, come si suol dire, no? È questo, il bambino. Poi passiamo a queste miniature, che sarebbero, riesci a prenderlo dentro, perché come vedi c'è dalla Suppressa, Sapiggia, tutte in miniatura, su cupone, sa di Minzana, tutto fatta, e poi sa cucchine e cocchere. Come vedi sono curati chi sa piattera, tutto il lampadario, il caminetto in fondo. Ok Paolo? Poi queste sono, quella era la sella di mio padre, questa era la mia e questa era una sella da doma, per domare i cavalli, quella, è da carabinieri diciamo. Poi ci sono i finimenti, come vedi, sono maiolo, e questo era quello per l'asino, come vedi, questo era per l'asino. Questa era? Era diciamo una specie di testiera, Sì. perché questa era di cavallo, ma questa era dell'asino. Come vedi non c'ha morso, perché all'asino bastava mettergli su camu cucinata, no? Però c'era questo. Poi, come vedi, mi ha fatto questo tagliere con legno di castagno, ho fatto la capra sui monti e i pastori nell'ovile, come vedi. Poi, questi li ho fatti io. Li ho fatti io come li ho visti a mia nonna, bene tutti. Mia nonna in questo paesino aveva un solo barattolo di questa vernice. Un attimo. Sì, sì. Mia nonna. Allora, mia nonna, di Benetutti, in questa casetta piccola e vecchia, tutto quello che gli capitava in legno verniciava con questo colore, dalla cassapanca, finestre, sedie, tutto quello che... E io ho riprodotto quello che... perché ho passato l'infanzia di lì a Benetutti. Quello che c'era all'epoca. Perché ho avuto, diciamo, un'altra famiglia, miei cugini, con miei zii di Benetutti, che mi hanno adottato come un figlio, mi hanno adottato. Perché sai, venendo da una famiglia numerosa e povera, mi mandava sempre a Benetutti, ero l'unico che mandava. E di là mi sono affezionato anche al paese e alla gente di Benetutti. E allora ho riprodotto quello che mi ricordavo da mia nonna, che sarebbero questi, Sappiatera e su Paristazio. Paristazio per appendere le pentole e Sappiatera questa. Questa è mia figlia Valentina, cavallo, questa è la famiglia di mia moglie, di Grazia, suocera, e questi i miei genitori. Mia madre, mio padre, sempre di loro. Questo è mio padre e mia madre il giorno del matrimonio. Mio padre, io sempre con questa croce che mi ha regalato mio padre. Poi questi sono i coltelli che ho fatto io. Tutti fatti in Ginepro questi sono, storiati, come vedi. Tipo Saleppa del suo costume, Saleppa. Sì. Ecco così. Ah, yeah. Allora, mettiamo un attimo di qua. Ah, poi c'è di là. Ah, c'è un altro. Fui. Ah, pensavo che era questo. Allora, come ho detto in precedenza, parte di questa roba, di questa attrezzatura, diciamo, nel mondo agropastorale, l'ho conservata, come dicevo prima, proprio per non perdersi. Allora ho raccolto tutto qua cercando di mettere un po' in ordine, in modo che se per caso ci è già capitato di venire dei ragazzi, dei bambini dalle scuole, e allora devo fare un po'. C'era Gabriele che interveniva, mio figlio, che è più conto di me, perché io bene o male non è. Comunque, ho conservato tutta questa roba, come vedi,
Questo sarebbe l'incudinetto per affilare, diciamo, la brullana, la falce. Poi i campanacci delle pecore e capre, poi soffietti, antichi soffietti, come vedi, uno in ferro, uno in legno, e vari attrezzi, diciamo, questo sarebbe il marchio che usavano, così, un marchio. No, vari attrezzi, il gambale, un altro uguale, la ruota e soprattutto questo è in ginepro, per mettere l'uva, per pigiarla, su cupone. E la bisaccia, rigorosamente fatta di lana di pecora, questa, e attrezzi vari, come vedi. Ho fatto l'ovile in miniatura, che sempre apre la porta, ricavata sotto una roccia, perché non è sempre che lo trovi, capito? Si sfruttava tutti gli angoli possibili. Allora hanno sfruttato questa roccia, sotto c'è la mandra. La sella, questa era una sella, diciamo, per asini, ma si metteva anche al cavallo, si la metteva anche al cavallo questo. In certi paesi si usa ancora. E via, questo l'ho fatto di sughero lo stesso. Sì. E quello rigorosamente sparato a pallettoni, come tirassi via. E ci siamo, caro Paolo. Peppino, Io la ringrazio, Paolo. di niente. Beh, l'ho fatto perché tutte queste cose, la nostra usanza, la nostra cultura non venga dispersa. Ok? E tu sei una storia vivente, continua e non smettere. No, non smetto mai. Ciao amici, Ciao, ciao Peppino. Paolo, ciao.